Buonasera a tutti, ben ritrovati. Questo è l'ultimo degli appuntamenti, la terza tavola rotonda necessariamente online dell'edizione digitale del Festival della Cucina Veneta. Abbiamo parlato anche di cucina, di food, di presente, di passato e anche di futuro. Oggi proprio sarà questo il tema nostro, il futuro del food nell'epoca post-Covid, ce l'auguriamo veramente tutti, turismo della gola e nuovi trend. Questo è il tema di questo nostro incontro. Come sempre, prima di dare la parola e voce ai nostri relatori che vedete già schierati e pronti, la passo a Paolo Kratossidis, che è presidente di Cultura e Cucina, fondatore, ideatore e organizzatore del Festival della Cucina Veneta. Paolo, la parola. Grazie Michaela, grazie a tutti i nostri ospiti, sono molto felice di questa importante partecipazione che tra l'altro va a descrivere un mondo, quello del food, del cibo in Veneto, ma non solo, perché abbiamo anche degli ospiti speciali dall'Emilia, che secondo noi sta soffrendo una grossa crisi a causa chiaramente del Covid, però ha tutte le risorse a disposizione per poter affrontare quella che sarà sicuramente la rinascita, quindi il futuro, il post-Covid. E secondo noi abbiamo voluto fare questo incontro appunto per cercare di tracciare una linea e cercare di capire quali potrebbero essere le prospettive e anche quali potrebbero essere i nostri punti di forza per poter, andare alla conquista di quello che sarà il futuro del cibo. Grazie Paolo. A proposito del futuro del cibo, io prima appunto di sentire tutti i nostri ospiti do voce a un altro che doveva essere un nostro ospite, ma proprio per le esigenze di questi giorni, per la questione del turismo, soprattutto del turismo in montagna, che sappiamo appunto è oggetto di discussioni anche a livello governativo, ma non solo, è l'assessore Canera, l'assessore al turismo Federico Canera, assessore al turismo della Regione del Veneto, che sentiamo però in questa clip che ci propone la regia. Oggi siamo in un momento anche difficile, ovviamente per esempio il tema del Covid e della possibile chiusura anche parziale, questo lockdown parziale della ristorazione, dei bar, mette in ginocchio non solo l'aspetto turistico ma anche quello agricolo, perché sono tante le produzioni che vanno a finire nei nostri bar, nei nostri ristoranti e che diventano appunto quel qualcosa in più non solo per i cittadini veneti e italiani, ma che consumano in gran parte fuori casa, perché questo è da dire, soprattutto produzioni di qualità vengono consumate fuori casa, ma appunto anche per l'aspetto turistico. Dobbiamo aspettare che passi un po' questa pandemia, perché è ovvio che in questa situazione per esempio gli aeroporti sono chiusi e non si può chiedere di riaprire gli aeroporti finché non c'è traffico aereo, questo è logico, e noi dobbiamo essere già pronti appena ci sarà questo spiraglio, perché prima o poi ci sarà e forse anche prima di quanto pensiamo, e quindi essere pronti a fare una promozione aggressiva per dire, per esempio, per scongiurare altre problematiche. Penso al fatto che ancora oggi Venezia, per esempio, che è traino per tutto il Veneto, venga percepita come quasi un'area a rischio legata addirittura all'acqua alta, quindi al di là del tema del Covid abbiamo ancora una percezione di una città che può andare sott'acqua, quando non è così. Per esempio far capire che oggi il Mose sta funzionando e può diventare veramente quel qualcosa in più per garantire questa sicurezza va comunicato all'estero. Sicuramente questo è un territorio che deve crescere dal punto di vista della cultura dell'accoglienza, non che non si sia fatto negli ultimi anni, anzi ringrazio gli operatori di questo, però secondo me c'è tanto da fare ancora di più e sicuramente il tema dell'innovazione è fondamentale. È anche vero che noi dobbiamo definire bene questo territorio, che tipo di vocazione ha, oltre ad essere una vocazione turistica, ma che tipo di vocazione agricola deve avere questo territorio. Quindi è il caso di fare invece una valorizzazione sia della produzione sia del turismo, in maniera tale che anche le aziende agricole possano avere molti più ricavi legati anche ai servizi turistici collegati all'agricoltura. Questo è quello che ci ha detto l'assessore al turismo della Regione del Veneto, che ovviamente ci invita a guardare avanti, ad andare oltre, a ripensare anche il nostro modo di proporre food. E io a questo punto passo la parola subito all'altro assessore che abbiamo qui con noi, l'assessore Antonio Bresta, assessore al commercio e alle attività produttive e ai grandi eventi del Comune di Padova. I grandi eventi non si possono fare, assessore, però si può fare qualcosa, soprattutto per quanto riguarda la ristorazione. Già si sta facendo, ovviamente è un momento un po' difficile,
ma è forse nei momenti difficili che bisogna riprogrammare e pensare ad un futuro diverso. Sì, certo, grazie Michaela, grazie Paolo, grazie a tutti. È chiaro che il momento è assolutamente un momento di difficoltà, viste le restrizioni che sono in corso. Noi fin dall'inizio abbiamo cercato di essere in qualche modo a fianco a questo settore che è così importante e per esempio ci siamo inventati un piano straordinario per l'utilizzo del suolo pubblico da parte dei ristoranti, quindi in qualche modo la città di Padova è anche cambiata perché abbiamo visto comparire tavolini e sedie quest'estate un po' ovunque, anche al posto in alcuni casi di parcheggi di auto. E sì che io mi aspettavo anche qualche protesta attorno a questo piano straordinario per i bar e i ristoranti, invece devo dire che c'è una attenzione, comunque anche un'affezione rispetto a queste attività, per cui in realtà l'operazione è stata molto gradita da tutti. Per cui è facile, secondo me, che in un futuro in cui sarà definitivamente, e speriamo prima possibile, passata questa emergenza, ecco che secondo me alcune esperienze come quelle che stiamo vivendo adesso, che abbiamo vissuto in questi mesi, potranno anche restare. Per esempio un utilizzo dello spazio pubblico più ampio, ovviamente nel rispetto delle regole e nel rispetto anche di chi vive poi attorno a queste attività, più ampio rispetto al passato. Ci stiamo abituando a questa forma, diciamo, diversa anche di consumo di pasti e bevande all'aria aperta. Poi sarà da valutare quanto impatterà anche il servizio di consegna a domicilio piuttosto che l'asporto, che ovviamente adesso è solo un espediente per resistere quando le attività devono essere chiuse, ma non è da escludere che questa modalità possa diventare un'abitudine maggiore anche per i cittadini. In questo senso noi abbiamo agevolato l'ingresso in ZTL per tutti i ristoratori in modo da fare le consegne senza avere dei limiti, e quindi si cerca anche come istituzioni di prodigarsi per essere a fianco a questo settore che prima del Covid, anche guardando un po' i dati delle nuove aperture, era il settore in maggiore crescita, perché si diceva giustamente anche prima, le persone mangiano sempre più spesso fuori casa. Ecco, io credo che questa abitudine resterà quando potremo essere liberi di uscire la sera, credo che ci rifaremo dei mesi in cui non l'abbiamo fatto, e quindi io penso che sia necessario resistere in questa fase, ma intravedo comunque una possibilità per questo tipo di settore di avere un futuro importante, perché se alcune merci possono magari essere anche vendute online attraverso le forme di disintermediazione che stanno prendendo piede, l'esperienza di un ristorante, di un bar, non è un qualcosa che posso trasmetterti attraverso la logistica che sta prendendo piede oggi, ma è un'esperienza che devo vivere in loco, e quindi io credo che anche alle grandi trasformazioni che sono in corso la ristorazione resisterà, appunto perché ha quella caratterizzazione di qualità esperienziale che solo all'interno, diciamo, di questi luoghi fisici si può pienamente vivere, così come noi vogliamo che si viva visitando la città di Padova. E quindi tutto il lavoro che abbiamo fatto appunto anche grazie a eventi per valorizzare Padova non solo come città d'arte ma anche come grande città con una cultura enogastronomica, e su questo anche con Paolo c'è un percorso avviato. Vediamo le immagini del documentario This is Padova che abbiamo portato anche al Festival del Cinema di Venezia e che ci racconta di come Padova abbia tanto da dire sotto questo versante, e fortunatamente i turisti se ne sono accorti e soprattutto se ne accorgeranno quando si potrà riprendere a viaggiare. Assolutamente, queste immagini sono belle anche non solo agli occhi, ma poi ci fa venire voglia di mangiare sicuramente qualcosa. A questo proposito di prodotti buoni, prodotti, non so se dico sbagliato dicendoli veneti, perché in passato mi sono occupata di questo, ho fatto proprio un servizio sull'origine del tiramisù. E con noi abbiamo il fondatore della Tiramisù World Cup, che è Francesco Redi, e grazie Francesco di essere con noi, perché c'è stata questa diatriba sull'origine del tiramisù, però al di là della diatriba sull'origine c'è il tiramisù, che è un prodotto veramente unico e buonissimo. So che proprio oggi avete realizzato un evento, ovviamente online anche voi, però insomma il tiramisù ci è arrivato in ogni caso.
Intanto buongiorno a tutti e un grazie a te Michaela e soprattutto a Paolo per l'invito. Allora noi abbiamo posticipato all'ultimo l'evento principale, la Tiramisù World Cup, ma lo rifaremo molto presto, non vi preoccupate, e ci siamo inventati proprio per non rimanere a bocca asciutta, visto che siamo molto golosi di tiramisù, siamo inventati la Tiramisù Global Marathon, dove abbiamo in qualche modo realizzato il più grande raduno online di amanti del tiramisù, veramente provenienti da tutte le parti del mondo, tanto che abbiamo dovuto avere anche come si dice, degli slot in lingua, in inglese per gli inglesi e gli americani, in portoghese per i brasiliani, in francese per i belgi e i francesi appunto. Allora il tiramisù è un prodotto che per noi significa territorio, anche se è una ricetta, non è un prodotto agricolo, no? O il vino che comunque viene dalla vite, vuol dire territorio, per noi vuol dire territorio, perché raggruppa intanto una serie di ingredienti. Se voi andate a vedere tutti i nostri partner sono aziende italiane, principalmente venete, di capitale italiano in mano a famiglie italiane, quindi comunque valore aggiunto che noi vogliamo far mantenere nel territorio, ma vuol dire soprattutto turismo, perché in ogni caso sempre di più, ultimamente abbiamo avuto anche l'onore di avere un bellissimo servizio su Forbes nella sezione travel, proprio perché il tiramisù diventa sempre di più ambasciatore dell'offerta turistica del territorio. Dicevo, come scusa, come motivazione di un viaggio enogastronomico, come anche scoperta del territorio, perché la partnership che abbiamo con l'Associazione Italiana Sommelier è proprio anche per l'abbinamento del vino, dei vini al tiramisù, e quindi i vini, come avevamo detto anche prima, vogliono dire territorio, ed è quello, insomma, è un po' un regalo che noi con la Tiramisù World Cup vogliamo d'Italia così operosa e produttiva. Grazie Francesco, intanto queste immagini ci hanno fatto sognare, io sono poi una golosa, quindi vabbè, speriamo di avere la possibilità di mangiare presto un tiramisù anche appunto nei vostri avvenimenti ed eventi fisici. Confidiamo nel 2021. Certo. A proposito di gusto e di food, io adesso passo la parola ad Andrea Griffagnini, che è uno dei più conosciuti e critici gastronomi preparati del nostro tempo. Leggendo un po' la descrizione di Andrea, mi ha fatto un po' sorridere il fatto che è asocial. Quindi assolutamente in questo momento in cui anche il food passa spesso attraverso i social, mi chiedo come fa e come si fa. Ma in realtà sono diversamente social. Ok, va bene. Nel senso che ci sono poco e sono in social, diciamo, alternativi e molto seguiti, che da un modo per esserci e non esserci. E poi non voglio neanche essere in ostaggio, sinceramente, troppo del mondo social o quello che è sopra i social, quindi diciamo ci sono con moderazione. Ci vorrebbe una scritta come con l'alcol, no? Utilizzare i social con moderazione, però anche quelli servono per divulgare soprattutto il mondo estetico, no? E questo secondo me è una cosa che in questo momento abbiamo bisogno di luce e di colore, nonostante che la stagione ci dà veramente anche quello che forse non ci dà l'uomo. La vendemmia è stata ottima, c'è una grande luce, c'è caldo, si sta bene, è l'unica consolazione che abbiamo in questo periodo. Beh, per quanto riguarda i contenuti, al di là poi appunto dei social, e quindi lo strumento invece il contenuto food è un contenuto importante, come lo si fa passare bene? Guarda, in questo momento ovviamente vive il marasma che è la vita in questo momento mondiale. Penso che sia il primo grande episodio mondiale, molto superiore anche alla seconda guerra mondiale.
e quindi abbiamo delle difficoltà, ma io penso che la più grande difficoltà in questo momento, qui noto i miei allievi di una scuola che ancora sta bene in piedi perché ha trovato una policy davvero incredibile, perché si riesce a fare lezioni, l'ho fatta fino a pochi giorni fa in modo, devo dire, positivo, sicuro, eccetera, eccetera, e anche disinvolto. E proprio qui emerge un po' quello che sarà il problema dei prossimi mesi, al di là appunto della cucina stretto senso, perché la cucina, qui abbiamo due chef, la cucina in realtà è un laboratorio artigianale artistico che continuerà il suo sviluppo nelle sue posizioni, diciamo così, segrete, no? Il problema vero è la sala. Il problema vero è il rapporto col pubblico che è totalmente cambiato, visto che viviamo mascherati come i banditi. Un tempo se si andava in banca con la maschera ti arrestavano, adesso ti arrestano se ci vai a viso, a volto scoperto. E quindi tutto, alla fine tutto è cambiato nel rapporto anche prossemico. Si andava verso il cliente, adesso ci si allontana dal cliente. Si batteva la mano sulla spalla nella grande ospitalità italiana del dopoguerra, adesso invece si veste come in un film, diciamo così, terroristico, e quindi bisognerà capire un po' come sarà questa interfaccia, come la clientela assorbirà e avrà voglia. Io condivido l'opinione dell'assessore, avrà voglia di tornare al ristorante, perché secondo me ce n'è una voglia pazzesca di tornare alla vita normale. Io ho sempre un po' visto, e spero di vederla così, questa situazione come la colica renale. Fa malissimo, ne ho avute 13 nella mia vita, ma un minuto dopo uno sta bene. Ecco, io spererei in questo. Diciamo che il vero problema è un po' il rapporto umano, che si sta un po' va rivisto e riposizionato. Grazie anche per questa parentesi, tra virgolette. Io pensavo al parto, che è un po' la stessa cosa, fa molto male, ma poi si dice è un dolore che si dimentica. Speriamo che sia così anche per il Covid. E prima lo diceva l'assessore Bress, e io passo la parola per questo, con questa piccola provocazione, a Giancarlo Perbellini. Perché forse quello che succederà è che si starà più attenti alla qualità in questo secondo momento, in questa seconda vita post-Covid. E lo chiedo a chi è uno tra i massimi rappresentanti della cucina di eccellenza in Italia e nel mondo, ovvero 8 locali in 3 paesi, oltre un centinaio di dipendenti, è a capo appunto di una galassia diversificata di locali e a 2 stelle Michelin. Veronese, giusto, di nascita? Certo. Di Bovolone, esattamente, e sempre il paese dei mobili d'arte. Ecco, anche di food a questo punto si è fatto nascere Giancarlo Perbellini, insomma, mi sembra. Mi sembra che lei, o tu, dimmi se possiamo darci del tu o del lei, va bene lo stesso, va benissimo il tu, guardi al futuro, e anzi stai guardando al futuro già da anni, perché stai continuando la tua carriera e anche aprendo locali, se non sbaglio. E dimmi soprattutto se è corretto che probabilmente si guarderà più alla qualità. Intanto buongiorno, grazie dell'invito. Ma noi la qualità la guardavamo già. Credo che tutto questo sia una grossa opportunità in qualche maniera per farla veramente la qualità e per avere sicuramente una visione futura di qualità. La qualità si può fare sia nella trattoria sia nel grande ristorante, perché tutti pensano che un ristorante stellato fa qualità, ma noi, esempio, nelle locande, che sono per noi i nostri bistrò, guardiamo come in un ristorante stellato alla qualità, per cui bene o male c'è sempre un pensiero che è il nostro pensiero dietro, del come far da mangiare, del come valorizzare i prodotti. Per cui la parola qualità è una grande parola, ma è difficile da fare. Io, per dire, parlavo con il sindaco di Verona dicendogli che secondo me questo deve essere una ripartenza per la città, per guardare di più alla qualità, perché stavamo un po' diventando come Venezia, cioè una grande massa di gente che arriva, che non lascia nulla alla città, che la sporca e che va via, per cui arrivano col pullman la mattina e ripartono la sera.
credo che poi per fare qualità in un momento come adesso, finalmente dobbiamo guardare a noi stessi, cioè dobbiamo guardare all'italianità. E io ho fatto l'ultima carta a Casa Perbellini e non ho mai avuto tanti prodotti non italiani ma veronesi come in questo momento, dal broccolo di Custozza al broccolo fiolaro, che è fatto a qualche chilometro da Verona, ma lo considero comunque di qua, e credo che sia una grossa opportunità, anche perché in questo momento il mercato è abbastanza fermo, cioè quasi tutti i nostri fornitori, la maggior parte dei nostri fornitori hanno difficoltà a trovarsi dei prodotti che erano prodotti che magari arrivavano dalla Francia piuttosto che dalla Germania. Il mercato è un po' fermo, per cui la nuova carta anche di Casa Perbellini è una carta che guarda quasi totalmente all'italianità, cosa che comunque facevamo già nelle locande, cioè locanda Quattro Cuochi, locanda Perbellini a Milano e locanda Perbellini al Mare in Sicilia. Guardano la cucina italiana, per cui al prodotto italiano, rivisitandolo con i nostri occhi, con il nostro pensiero, ma dove io dico sempre ci deve essere sempre la memoria del gusto, cioè dal momento in cui comunque modernizziamo una ricetta della tradizione, dobbiamo avere sempre come prima cosa il ricordo del gusto della tradizione, per cui la possiamo innovare, alleggerirla, ma dobbiamo sempre guardare che una volta messa al palato ricordi quello che magari era della mamma o della nonna. Quindi la tradizione e appunto anche quelle delle nonne e il territorio fondamentale, diciamo come segreti del successo in questo momento anche per dare qualità, mi sembra che sia questa un po' Sì. la sintesi. A proposito di tradizione, quindi passo la parola all'ultimo dei nostri relatori, Antonio Chemello, chef della confraternita della Baccalà La Vicentina, lavora alla trattoria da Palmerino Sandrigo, lo abbiamo visto più volte alla prova del cuoco in TV. Appunto, Baccalà alla Vicentina è una ricetta antichissima, se non sbaglio. Poi la confraternita, abbiamo visto anche negli altre tavole rotonde le immagini, erano veramente bellissime. Antonio, giusto Paolo, l'abbiamo visto anche nelle altre, se non sbaglio. L'abbiamo visto all'opera. Esatto. Antonio, a te la parola. Buonasera, ciao a tutti, grazie per l'invito a Paolo e a Michela. Prima di parlare della Baccalà Vicentina comunque voglio fare i complimenti a Giancarlo Perbellini per le parole che ha detto, perché insomma sono pienamente d'accordo che la qualità paga sempre, insomma, dal ristorante stellato alla mia trattoria, per capirci. Un insegnamento che ho avuto dalla nonna, ma soprattutto dal mio papà, che mi ha sempre detto non lasciare mai la qualità paga sempre, anche nei momenti difficili, e devo dire che è vero, insomma. Nella qualità, se torniamo alla qualità, più dello stoccafisso, che basta vedere l'enorme quantità che ci sono di tipi noi lo chiamiamo baccalà, ma ripeto a dire che è lo stoccafisso. Sono andato perfino in Norvegia io alla fine a procurarmelo, perché non riuscivo a trovare, non che non si trova la qualità qui in Veneto, anzi abbiamo uno dei più grossi fornitori di stoccafisso, ma soprattutto trovare la continuità nella qualità, e quindi, ripeto, la qualità paga sempre. Poi devo solo ringraziare e fare i complimenti alla confraternita, del quale orgogliosamente ne faccio parte, ma soprattutto anche a un'associazione che sembra che non c'entri niente col territorio, invece c'entra tantissimo, le Proloco. Sarà perché ne rappresento una qui a Sandrigo, ma è quella che sono tutti volontari, nessuno è nel ramo della ristorazione, eppure con passione, parlo per i ragazzi che lavorano sotto i capannoni una volta all'anno per queste settimane, eppure per passione sono circa 200 volontari che ci danno una mano ad organizzare questa enorme kermesse. Facciamo 50-60 mila persone, come avevo detto prima del collegamento così fuori onda, ed è una grossa soddisfazione, intanto perché se calcoliamo che 30 anni fa siamo partiti
siamo partiti, anzi sono partiti perché io ero ancora abbastanza giovane, però mi ricordo perché ho partecipato anche alle prime edizioni, si era partiti con un ombrellone, con questo piatto che ormai era andato un po', non lo faceva quasi nessuno nei ristoranti, oppure erano rimasti di pochi ristoranti che ancora avevano la tradizione di questo piatto. Beh, non voglio dire che sia tutto merito della confraternita, ma diciamo che hanno fatto un'ottima promozione in questi 30 anni, difatti ora andiamo dalla trattoria al ristorante a stellato, tra il merluzzo o il baccalà di salato o addirittura lo stoccafisso, che non è proprio così facile da preparare, ormai lo troviamo quasi dappertutto, quindi merito anche a queste associazioni non profit venete, soprattutto perché abbiamo tantissime associazioni, soprattutto in Veneto, che lavorano per la promozione non solo del piatto, ma di tante cose, ma soprattutto per la promozione del nostro territorio. Allora, devo dire che da quando poi Paolo mi ha coinvolto nei suoi sogni e nelle sue iniziative, effettivamente ho visto che comunque c'è veramente una grande attenzione al cibo e soprattutto al cibo veneto, grazie anche ovviamente all'impegno di tutti voi, delle tante persone, dalle sagre ai ristoranti stellati, giustamente. Allora, visto che volevo fare un altro giro tra tutti i nostri relatori, non so se Paolo tu hai una domanda, però io avrei una domanda un po' per tutti, cioè, partirei magari dall'assessore, da Antonio Bressa. Allora, noi stiamo vivendo una fase delicatissima, come ben sai, no? Una fase in cui i ristoratori, soprattutto i piccoli ristoratori, sono in una condizione di travolgente difficoltà. Al di là, diciamo, di quelli che possono essere tutti i migliori propositi, moltissimi rischiano di chiudere, molti vivono una fase di sofferenza e di crisi che sarà difficile affrontare. Ecco, a livello amministrativo, perché poi anche come amministratori voi spesso e volentieri vi fate carico di tutti i problemi del mondo, no? Come comune, cioè, quindi spesso e volentieri vi trovate a affrontare anche dei problemi che forse sono anche più grossi di quelli che magari sono gli strumenti che avete a disposizione. Ma ad esempio una città come Padova, no? Che è una città con un centro storico medievale, cioè si può magari fare qualcosa di più per valorizzare le attività del territorio rispetto magari quelli che possono essere le grandi catene anche a livello ristorativo, che sono quelle che magari in questo momento hanno più facilità ad affrontare la crisi. Quindi questa disparità, no, proprio di condizione può essere affrontata anche con l'aiuto delle istituzioni? Beh, è un'ottima domanda, Paolo. La risposta ovviamente è molto difficile in realtà, perché come giustamente anche te hai anticipato, i comuni non hanno una potenza, diciamo, dal punto di vista della capacità economica in grado di colmare forse quel gap che c'è tra la piccola realtà e quella più strutturata che fa parte di una catena di livello nazionale o internazionale, perché probabilmente il gap più importante è proprio di natura finanziaria, nel senso che realtà che hanno dal punto di vista economico le spalle più grosse probabilmente sono anche quelle che riescono più facilmente a superare una fase di carenza di liquidità. Le invece attività più piccole che vivono, diciamo, con i pagamenti che realizzano grazie al riempimento quotidiano del cassetto, sono quelle che invece con una riduzione della liquidità sono più in difficoltà e quindi rischiano addirittura, come purtroppo anche le associazioni di categoria ci stanno dicendo, di abbassare definitivamente la serranda. E noi non possiamo permetterci che al termine di questa brutta vicenda dettata da questo virus si perda un patrimonio, un valore così importante come sono le attività dei centri storici, dei nostri quartieri territoriali, che sono quelle che più caratterizzano la città perché storiche, perché autentiche, perché danno anche una possibilità di protagonismo di piccole realtà imprenditoriali e non siamo invece tutti in qualche modo come dire, dipendenti dei grandi marchi, e anche questo secondo me è un tema da affrontare, e quindi queste sono realtà anche in questo senso da tutelare. La cosa più importante è che lo Stato, che può banalmente può indebitarsi fino a un certo punto, perché chiaramente non possiamo neanche poi caricare sulle spalle delle future generazioni un peso eccessivo,
può allora utilizzare la forza, per esempio, dei ristori per cercare di puntellare, ecco, queste situazioni, anche se spesso non sono misure sufficienti, ma sono quello che serve in questo momento per provare a resistere in questa fase difficile. Il comune non ha, per dimensione, per capacità economica, la possibilità di dare dei sostegni economici diretti così importanti. Banalmente noi non possiamo indebitarci come fa uno Stato, ma dobbiamo avere il nostro equilibrio di bilancio, le entrate sono quelle e le uscite sono direttamente collegate. Nonostante questo, noi per esempio abbiamo messo 1,5 milioni di euro, che non è poco per un comune, per fare degli sconti sulla tassa sui rifiuti, perché se non ci fosse stato un intervento del comune, noi avremmo dovuto chiedere anche le attività che hanno chiuso per 2 mesi durante il lockdown lo stesso pagamento della tassa dei rifiuti, come se avessero continuato a produrre rifiuti in condizioni ordinarie. Questo non era possibile. Allora, prendendo come riferimento un intervento che ha fatto l'autorità nazionale, abbiamo messo noi poi i soldi per sgravare quello che si riesce a fare. Mi rendo conto che magari non sono neanche misure sufficienti, però almeno il nostro abbiamo cercato di farlo proprio per sgravare da costi fissi che perdurano nonostante le entrate invece siano in difficoltà. Per cui fino a un certo punto noi interveniamo e quello che possiamo fare lo facciamo al 100%, ma c'è bisogno di una reazione di sistema che coinvolge tutti i livelli a partire dallo Stato, e speriamo che quello che è in corso adesso, vedremo anche come saranno strutturati i decreti ristori ter e quater, ma senza questo intervento è veramente difficile. Dobbiamo augurarci che questi strumenti siano sufficienti, perché il giorno che si ripartirà, il giorno che le persone potranno ritornare a mangiare fuori anche la sera, anche in grandi gruppi, noi abbiamo bisogno che possano trovare le porte aperte di questi locali, di queste realtà che rendono autentica, viva la nostra città. E come si fa questo ragionamento per Padova, credo che lo si possa estendere a tutto il paese, perché alla fine è uno degli elementi più caratterizzanti dell'Italia. Grazie Antonio. Io avrei una domanda per Antonio Chemello. Antonio, tra l'altro vi invito ad andare da Palmerino a San Drigo, perché è veramente una sorta di tempio della tradizione del buon cibo, di quel genere di ristorazione che a noi è tanto cara. Noi ci stiamo avvicinando, diciamo, a grosse falcate, alle vacanze natalizie e all'uscita di un nuovo DPCM, mi sembra il 3 dicembre, 4 dicembre. E stiamo leggendo un po' di tutto, no, sui giornali. Mi piacerebbe capire, da ristoratore, diciamo di lungo corso, quindi con una storia anche familiare alle spalle, come si avvertono certi provvedimenti che sinceramente a volte no, si fanno fatica a capire il limite di 4, 6, non si capisce se sarà 8, il veglione sì o veglione no. Come si può lavorare in questo genere di condizioni? Beh, è un po' difficile sinceramente, è una cosa che da parte mia non l'avevo mai vista, ma credo neanche tutti voi, insomma, soprattutto la nostra generazione, però difficile da lavorare, perché ho visto, cioè abbiamo passato una primavera che era il momento in cui si lavorava, praticamente è stato chiuso. Un'estate che qualcuno ha lavorato a seconda del periodo, ad esempio con quello che adesso parlo personalmente, quello che ho lavorato, cioè con quello che tratto io, cioè il baccalà, è stata una cosa lenta, insomma, tranquilla. Si era appena iniziato a lavorare il mese di ottobre, infatti ero anche contento, un meno 10%, ma a confronto di quello che ci si aspettava, insomma, l'ho ritenuto un successo. Poi ci hanno richiuso tutto. Cosa possiamo fare? Come dicono tutti, sono convinto, prima di tutto è la salute. Guarderei anche il bicchiere, cioè è facile stare qui a piangere, mettersi le mani addosso, cioè scusa, le mani sui capelli anche se io non c'ho. Capisco che chi ha appena iniziato, capisco chi è l'affitto, capisco tutto, però a un certo punto io guarderei anche il bicchiere mezzo pieno, sembra perché dico,
non abbiamo mai avuto, non ci è mai successo una cosa così. Mi ricordo mio papà e i miei nonni che hanno passato una guerra. Per noi questa alla fine è purtroppo, è un po' la nostra guerra, quindi dobbiamo cercare di resistere, secondo me, e tra un po', sperando in questo vaccino, ricominciare. Non sarà sicuramente più come prima, oppure nel breve molto probabilmente la gente ritornerà al ristorante, soprattutto alla sera. Non credo non sarà più come prima, molto probabilmente con il food a pranzo, perché causa questo vaccino hanno incentivato, ma molto probabilmente l'hanno solo anticipato di qualche anno, questo lavoro da casa in smart working, in via telematica, insomma. Quindi dovremmo cercare, noi ristoratori o chi avrà voglia, insomma, di fare qualcosa, di seguire quello che chiederà il mercato, inventandoci, come la maggior parte di noi sta facendo, le consegne a domicilio e consegnare a casa. E questo molto probabilmente, ripeto, secondo me a pranzo sarà il futuro. Alla sera mi auguro e credo anche di no, perché insomma il bello e la soddisfazione di sederci a tavola con chi vuoi cenare, essere servito in un ristorante, essere coccolato, mangiare il piatto alla giusta temperatura, alla giusta qualità, eccetera, credo sia impagabile, non sarà mai un servizio a domicilio, ecco. Però, ripeto, secondo me qualcosa cambierà. Dobbiamo cercare noi di adeguarci e seguire cosa chiama il mercato. Grazie Antonio. Una domanda più di carattere forse quasi filosofico per Andrea Grignaffini, che tra l'altro è di Parma, no, se non erro, quindi rappresenta un territorio che noi amiamo molto, parecchio, con cui tra l'altro la cucina veneta ha un link particolare, perché tra l'altro il Po, no, il fiume Po è un limes, un confine che si divide ma anche unisce, pensiamo al Polesine, ai prodotti di Ferrara, Rovigo. Ma quello che mi interessava sapere da te, Andrea, tutta questa vicenda del Covid, che tra l'altro ha evidenziato anche degli aspetti della vita, no, quasi antropologica dell'italiano, legata alla spesa, il lievito che non si trovava più. Siamo passati quasi dalla tragedia un po' alla commedia, ecco, no? Non dico in stile farsesco, però prima eravamo tutti allenatori di pallone, siamo diventati tutti super cuochi a fare il pane. Cioè, questa sorta di isolamento che abbiamo vissuto gioco forza con lockdown e che stiamo vivendo in molte regioni d'Italia, che ricordiamoci essere zone rosse, in Veneto siamo per fortuna per il momento ancora zona gialla, ma come sta raffigurando un paese reale che si rinchiude nelle sue tradizioni alimentari, oppure è quasi una sorta di gioco mediatico che ci vuole descrivere così simpatici, tranquilli, sornioni con la panza ad aspettare che le cose vadano meglio? Ma guarda, questa sottolineatura mi rappresenta, secondo me, il primo lockdown, che alla fine è stato un evento, diciamo così, con degli aspetti problematici, ma alla fine era quello che forse serviva anche un po' a tutti, per riordinare le cose, per mettere a posto le idee, ai cuochi anche per creare menù di ottimo livello. Io sono andato immediatamente dopo, ho fatto tantissimi ristoranti, devo dire che ho mangiato meglio ovunque. E quindi la gente si è abituata a leggere un po' di più, e quindi c'è un aspetto un po' favolistico che alla fine penso sia andato bene a tutti. È calato l'inquinamento, si stava in casa, eccetera, eccetera. Quello che è successo dopo, anche perché tutto era inquadrato in binari molto netti,
cioè non c'erano zone rosse, arancio, gialle, cose quasi incomprensibili. Uno se mangia sul muretto è multato, è successo a Parma, devi probabilmente asportare e mangiare assolutamente in casa o in ascensore, e quindi c'è una grandissima confusione. In questa confusione gli aspetti sono calati, gli aspetti, diciamo così, conviviali, favolistici, a fronte di aspetti molto più preoccupanti per la gente, perché non si ha nessuna certezza, come si diceva un tempo. E questo secondo me è la vera cosa inquietante di questo momento storico. Noi non sappiamo cosa faremo a gennaio, non sappiamo cosa faremo a dicembre, non sappiamo nemmeno cosa faremo tra 3 giorni. E questo è il problema vero, e soprattutto ci è calato manu militari. Cioè, noi ci siamo adeguati al tempo, alla meteorologia, le cucine si sono raffinate perché siamo andati verso a un'atmosfera più calda e quindi a un clima più caldo. I vini abbiamo visto che si sono depotenziati, si sono alleggeriti proprio per andare incontro a una situazione meteorologica con uno sviluppo però veloce, ma in tempi alla fine naturali. Quindi dall'oggi al domani ci hanno detto che certe cose non si possono più fare, che non ti puoi più guardare in faccia e non riconosci più le persone, perché se sei mascherato con FP2, termine che non sappiamo neanche cosa fosse, che adesso conosciamo benissimo, tu sembri l'uomo mascherato, e ti dici sorridi con gli occhi, ma consideriamo che molte volte l'occhio è coperto a metà e lo stesso occhio molte volte rischia di creare incidenti se vai in auto e giri con la mascherina da solo in auto. E anche questi sono sviluppi che hanno una parte, diciamo, tragicomica, però un aspetto sostanziale. Cioè, io vedo che è proprio nei rapporti proprio personali, e la cucina è anche un rapporto personale. Quando si va al bar si assiste a un piccolo rito, no? Se si va a un evento in cui c'è il baccalà, noi pensiamo di andare anche lì perché c'è tanta gente che ci accoglie, invece noi giochiamo sulla diradazione e non sull'aggregamento, che è un fenomeno, diciamo, dei mammiferi. E quindi sono molto stranito come vedo che è stranita la gente in questa seconda parte. La prima era quella dei canti sul balcone o di queste situazioni qui, che alla fine erano anche simpatiche e molto in questo senso italiane. Adesso la situazione è molto più caotica. È vero che l'uomo si adegua a tutto, ma al caos ci vuole un po' più tempo. Grazie Andrea. Una domanda per Francesco Redi di Treviso, che è il founder di questo grosso evento. Ricordiamoci il tiramisù di Treviso, perché noi tifiamo per la paternità del tiramisù del Veneto e non del Friuli, perché per noi il tiramisù è di Treviso ed è uno dei simboli, ecco, della tradizione gastronomica italiana, ma direi soprattutto veneta nel mondo. Tu sei un organizzatore di eventi, ti occupi anche di turismo e sicuramente sei sempre sul pezzo per quello che riguarda, diciamo, i fenomeni che ci stanno, a cui stiamo assistendo. Ma il futuro degli eventi sarà quindi un futuro di eventi raccolti, al posto di fare degli eventi partecipati dovremmo costruire degli ospedali da campo. Sento parlare di situazioni in cui bisogna creare queste bolle sanitarie con i controlli all'entrata, perché se questo è il mondo, il futuro del cibo, io sinceramente me ne esco, ma lo dico personalmente, ma credo che dovremo affrontare la rinascita non con gli occhiali, no, con le lenti che stiamo vivendo adesso, ma con le lenti di realismo e utilità. Cosa ne pensi? Allora, intanto penso che al di là di quello che si possa dire sulla nascita del tiramisù, è indubbio che Treviso sia la capitale del tiramisù. Non me ne vogliono gli amici friulani con i quali ho degli ottimi rapporti, proprio perché dal punto di vista storico io non sono molto esperto. Se ritorniamo invece alla domanda che tu mi hai fatto, secondo me in questo momento un po' tutte le aziende di questo settore del turismo, no, che sono anche due che sono molto collegati, insomma bisogna fare un po' come fanno i serpenti quando cambiano pelle. O cambi pelle o rimani soffocato da questa situazione, e dopo che avremo cambiato pelle sembreremo gli stessi esteriormente, ma saremo completamente diversi. Quello che pensiamo è che nel breve tempo chi è che riuscire a mettere in campo una strategia, noi la chiamiamo yo-yo, siccome ci saranno aperture e chiusure, e questo è indubbio,
chi è capace, chi ha un modello di business che può farlo, deve sapersi adattare nel brevissimo a questo purtroppo fenomeno che dobbiamo affrontare. Dopo vediamo un qualcosa di ibrido, dove l'engagement digitale diventa il nostro settore, per fortuna, quindi io parlo turismo e food, l'elemento esperienziale dell'utente, che non chiamerei cliente, è fondamentale. Perché? Perché poi l'utente, ma chiamiamolo anche l'amico, chiamiamolo turista, chiamiamolo come vogliamo per non usare i metodi, la terminologia di Google, ma l'utente è fruitore e protagonista allo stesso tempo di questa che noi chiamiamo esperienza. Ed è per questo motivo, no, che ci sono sempre di più questi format dove vi è un grosso coinvolgimento con il cliente, come lo chiamavamo in era pre-Covid. Il cambio del paradigma sarà fondamentale. Noi stiamo sperimentando adesso, i modelli di cambio dello smart working, da non confondere con l'home working. Ci sono anche perché sinceramente io a casa ho già la moglie che lavora in smart working. Se fossimo in due in casa a lavorare insieme sarebbe un disastro, quindi io sono costretto a venire in ufficio, me ne starei bene a casa. Ma molte aziende cosa stanno facendo? Stanno pagando una carta di abbonamenti ai propri dipendenti affinché questi possano andare a lavorare in strutture che siano anche hotel. Tipo, mi viene in mente che ci sono grosse catene, adesso non voglio fare pubblicità, ma ci sono catene tipo la Best Western che sta per lo smart working. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente anche il turista d'affari, il turista business cambia, e anche il pranzo forse potrebbe cambiare come metodologia di offerta della ristorazione. Volevo dire altre due cose, proprio perché le dico chiaramente tutte. La sostenibilità, quindi la qualità è fondamentale, su questo siamo d'accordo. Se non ti focalizzi sulla qualità ci sarà una forbice. Chi sopravviverà e diventerà sempre di più competitivo e vincerà e si potrà evolvere ed innovare, e chi invece dovrà combattere sempre di più, quindi quelli che non si focalizzano sulla qualità, a dover scendere di prezzo, di servizio e soprattutto anche di target di cliente. La sostenibilità, che adesso è un punto d'arrivo, dobbiamo essere sostenibili, diventerà un prerequisito. L'utente, chiamiamolo turista o cliente, come vogliamo chiamarlo, sei sostenibile, se no sei tagliato fuori, quindi vai nella forbice, nella parte bassa della forbice, sei quello che non ha qualità. E l'ultima, volevo concludere dicendo che secondo me l'hotellerie e la ristorazione devono lavorare ancora più a stretto contatto, perché per esempio in momenti come questi l'uno sarebbe stato la salvezza dell'altro, soprattutto in quest'area dove la zona gialla permette delle cose alla ristorazione, permette delle cose all'hotellerie che non permette alla ristorazione, vedi per esempio le cene. Grazie Francesco, in bocca al lupo per il tiramisù, ti seguiamo sempre con affetto. Un'ultima domanda per Giancarlo Perbellini, che giustamente Michele ha presentato. Dal mio punto di vista io non sono uno che fa captazio, benevolenze, non faccio le marchette, ma secondo me Giancarlo Perbellini è uno dei migliori cuochi italiani, quindi sì, uno dei migliori cuochi al mondo, e non solamente per le 2 stelle Michelin, e rappresenta in maniera direi integerrima quella che è la tradizione culinaria veronese, che secondo me è la punta di diamante della tradizione culinaria veneta. Allora, è uscita la nuova rossa, la nuova guida Michelin del 2021, riagganciandomi alla questione della sostenibilità. Vediamo questa innovazione, queste stelle verdi, no? Si incomincia a parlare di stelle verdi della sostenibilità. Secondo te, ti faccio 2 domande, sono più operazioni di facciata, tanto per seguire questa moda mainstream, utilizzare questo linguaggio, no? Green, Greta, no? Tutte queste cose di cui abbiamo, no? Siamo stati quasi fagocitati dal punto di vista mediatico,
E ha ancora valore il senso alla guida Michelin nella cucina del post-Covid? La cucina del post-Covid sarà una cucina solamente per i ricchi, una cucina estremamente elitaria? Secondo te dove stiamo andando a parare? Dove andremo a finire? Ma allora, avere sicuramente una sensibilità verso il recupero, verso l'attenzione al non spreco, cioè, non so, io nel vecchio ristorante dove ero prima in provincia, noi recuperavamo la carta già 30 anni fa, per cui avevamo una pressa, tutta la carta che arrivava la recuperavamo, per cui facevamo già recupero all'ora, pannelli solari, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda il recupero in cucina, ce lo insegnavano i nostri nonni, perché quando non c'era da mangiare comunque, e se guardiamo le ricette della tradizione, la salsa più importante della cucina veneta è la pearà, che è fatta col pane raffermo recuperato. Per cui abbiamo comunque una tradizione. Credo che torniamo indietro con una metodologia diversa, con una metodologia più moderna, ma credo che sia importantissimo e fondamentale questo. E poi che la Michelin dia le stelle verdi, vabbè, insomma, credo sia un segno di sensibilità verso un progetto del futuro, perché comunque abbiamo visto che noi la nostra terra la stiamo consumando, per cui se non la rispettiamo è giusto che ci sia una sensibilità. La cucina del post-Covid è un po' difficile sapere che cosa sarà, perché sicuramente saremo più poveri, per cui dovremo avere una grande attenzione a quello che faremo. In effetti, cioè, noi dei 9 ristoranti che abbiamo un'offerta trasversale, partiamo dalla pizza dove spendi 15 euro e arriviamo al ristorante stellato. Però nel dopo primo lockdown, quello che ho notato è che la pizzeria, che doveva essere secondo me la parte che ripartiva prima, è stata quella che purtroppo si è trascinata con dei cali pazzeschi. Cioè parliamo del 40-50% di calo anche a settembre, che per noi era un mese, perché l'estate magari soffre un po' di più, ma da settembre riparte. Lì abbiamo trovato una grossa difficoltà, vuol dire che comunque nel basso i problemi ci sono. Dopotutto chi è andato in cassa integrazione 900 euro al mese, al giorno d'oggi che cosa fai? Prima parlavate, io l'altro giorno ho fatto una riunione con le Grand Table du Monde. Cioè, quello che manca a noi in Italia comunque è la programmazione. Cioè, noi oggi non sappiamo ancora cosa succederà il 3 di dicembre. Una settimana fa le Grand Table du Monde sapevano già che in Francia i ristoranti non avrebbero riaperto fino al 20 di gennaio. E il presidente l'ha detto solo qualche giorno fa, per cui già 15 giorni fa loro sapevano dove andavano. Cioè, noi fondamentalmente manca qualcuno che ci indichi la via, perché ormai, bene o male, il metro ce l'abbiamo in mano, le nostre strutture sono sicuramente più snelle, abbiamo preso misura di quello che dobbiamo fare. Il problema è capire dove andremo, per cui se non ci dicono con un po' d'anticipo dove andremo è difficile progettare. Oltretutto, zone rosse, zone arancione e zone gialle. Cioè, voi pensate che noi in zona gialla paghiamo l'IMU, io ho un ristorante a Milano che in zona rossa non paga l'IMU. È volersi anche fare del male, perché noi siamo stati fortunati di avere la zona gialla, ma tutto attorno ci hanno messo zone rosse e arancioni, non arriva più nessuno in Veneto. O lavori con i veneti o non lavori. Oltretutto il pranzo, noi di 9 ristoranti ne abbiamo 5 chiusi, cioè il pranzo è marginale per tutti i nostri locali. Forse il ristorante gourmet Casa Perbellini è quello che ha sofferto meno di tutti, perché comunque in un ristorante gourmet ci vai per l'evento, per il compleanno, cioè raramente, poi in questo periodo raramente sono cene di lavoro. Però in tutti gli altri locali, nei bistrò, cioè noi siamo passati da fare 30-40 coperti a pranzo a farne
durante la settimana 8, 10, cioè economicamente non stiamo in piedi, anche se magari facciamo venire metà del personale. Per cui già lì, quando è stata decisa la zona gialla del solo pranzo, abbiamo deciso di 4 di chiuderli e la Sicilia l'abbiamo dovuta chiudere perché è diventata arancione. Per cui è un po' complesso capire che cosa succederà o dove si andrà. Sicuramente la qualità, secondo me, e la semplicità, perché credo che avremo bisogno di poche cose cadute dall'alto, ma di cose molto semplici e molto buone. Per cui la qualità con semplicità. Mi perdonate se chiedo un'altra cosa a Giancarlo, perché l'abbiamo letta sui giornali. Vuoi dirci 2 parole proprio sul Pandoro, no? Su questo Pandoro natalizio, leggevamo che ne sei orgogliosissimo. Ho fatto un po' come i viticoltori, perché io vengo da una famiglia di pasticceri che fanno il Pandoro dal Novecento. Mio nonno lavorava da Melegatti nell'852 quando è stato brevettato, mio bisnonno. Io ho deciso 6 anni fa, quando ho aperto la pasticceria, il Pandoro è una cosa opulenta, ho deciso di levare un po' di cose, ma come per un vignaiolo che fa il vino una volta all'anno, il Pandoro lo fai solo in questa stagione. E devo dire che all'inizio mi piaceva, ma non ero mai convinto di essere arrivato dove volevo arrivare. E quest'anno sono riuscito a equilibrare una ricetta che ha molti meno zuccheri, non grassi perché il burro c'è, ma molti meno zuccheri, per cui è un Pandoro che riesco a fare rimanere soffice, anche se ha una quantità di zuccheri molto molto inferiori, e niente, ha dei profumi straordinari, perché usiamo delle materie prime, dalle uova al burro, che sono delle materie prime straordinarie. Grazie. È ovvio che è ovvio che tutti gli anni è complicato, cioè ogni anno abbiamo ritoccato, poi alla fine la ricetta non è cambiata da quando ho cominciato adesso, sono gli equilibri della ricetta che sono cambiati, più uova o più tuorli, meno burro e più burro di cacao, cioè equilibrando queste cose sono riuscito quest'anno ad avere un risultato che... Sai perché te lo chiedevo, Giancarlo? Te lo chiedevo perché negli ultimi anni è esplosa un po', no, la tendenza dei panettoni artigianali, e io da buon padovano veneto, amante del Pandoro, come molti di voi, cioè noi che tifiamo Pandoro siamo un po' i più sfortunati, più sfigati, i figli del Dio minore. Quindi grazie, ecco, per essere anche un po' una bandiera del pan de oro, perché il Pandoro è una ricetta che ha una storia tanto importante come quella del pan de Toni, del pane di Toni, che spesso e volentieri... C'è da dire che il panettone è vero che lo fanno in tanti, io lo battezzo sempre come un arcobaleno di gusti, perché ha tante cose che entrano e escono, perché l'arancio, il cedro, l'uvetta, però è anche un impasto molto più facile. Il Pandoro è veramente una cosa complessa, perché la quantità di grassi, di uova, di zucchero che c'è nel Pandoro è di ben lunga superiore a quella che c'è nel panettone. E purtroppo, ecco, sul panettone manca un po' quello che è successo nel Pandoro, manca quello che è successo nel panettone, che nasca un po' la moda, che lo porti ad essere un'altra volta il re del Natale. Grazie. Grazie, perché poi alla fine sono venute fuori un po', Paolo, se non sbaglio un po', visto che tiriamo le fila di questi tre incontri, bene o male le stesse cose. La qualità abbiamo visto, la tradizione abbiamo visto, la semplicità, che è un'altra cosa che ha detto appunto Bernini, la cucina veneta, ovviamente, la voglia comunque di rimboccarsi le maniche, di inventarsi qualcosa comunque, ovviamente la difficoltà di questo momento storico, il bisogno di una guida, anche di regole chiare e certe, che mi sembra non riusciamo a trovarle in questo momento. Confidiamo veramente che si risolva questa situazione per riuscire a sederci a tavola e goderci anche queste festività natalizie. Io ovviamente faccio un bocca al lupo a tutti, perché ce n'è bisogno in questo momento, anche per chi poi deve legiferare, come l'assessore Bressa e come l'assessore Canera, ma anche a chi poi sta dietro i fornelli, o comunque a chi deve organizzare degli eventi che hanno il food come centro del sistema. Paolo, non so se vogliamo chiudere con proprio una battuta tua per chiudere queste tre tavole
Io vi ringrazio e speriamo nel 2021, credo a fine 2021, di poter incontrarci tutti dal vivo in un grosso evento, perché ecco, c'è questa necessità. Incominciamo a sentire la necessità di ritrovare la comunità e l'umanità che determina la cucina, perché quello secondo me è il valore fondamentale. La cucina è un momento di coesione ed unione che non può essere sostituita dal digitale, dal virtuale, non può essere sostituita, diciamo, da uno schermo. E al di là dei gusti, degli odori, dei sapori, direi proprio come esperienza, lì mi rifaccio veramente ad Andrea Grignafini, l'esperienza passa attraverso un rapporto umano che è proprio quella, è il segreto della cucina. Se viene a mancare quello, è difficile, no? È difficile produrre una cucina di livello, una cucina che sia umana. Quindi credo che le parole giuste per la ricostruzione sia proprio quella di riabbracciare i valori dell'umanità e della socialità, perché noi forse ci siamo abituati, e questo lo dico, non è una critica politica, anche le parole, il social distancing, la distanza sociale. Io sono cresciuto in una società in cui ci si abbracciava e ci si baciava, no? Anche a tavola, no? Anche lo dicevano, no? La pacca sulla spalla, il rapporto nella sala. Una cucina può esistere solamente se si tornerà a poter stare vicini. Assolutamente, le persone sempre al centro e diciamo di fianco il food a proposito. Allora davvero grazie a tutti, vi auguriamo un buon Natale. Le nostre tavole rotonde si concludono qui in formato digitale, ma naturalmente ci diamo appuntamento per l'edizione 2021 del Festival della Cucina Veneta. Grazie a tutti. Grazie.